La svolta nell'accoltellamento mortale del quartiere Forcellini a Padova, arrestati 2 albanesi che avrebbero accoltellato a morte un connazionale e ferito altri 2. L'omicidio a Conegliano della 72enne Margherita Ceschin. 2 dei 3 killer sarebbero partiti dalla Spagna per compiere il delitto, per poi fare rientro. Oggi gli interrogatori degli arrestati, tra cui il marito della vittima. Una turista di 27 anni in vacanza a Venezia è morta per una meningite acuta nell'ospedale di Dolo. L'ULSS 3 ha avviato la profilassi antibiotica mentre si cercano altri possibili contatti della ragazza. Mentre tutti guardano con preoccupazione l'allerta arancione diramata in tutta la regione per l'arrivo di un nuovo fronte temporalesco, nelle zone già colpite si contano i danni. Morta la 78enne trevigiana che ha chiesto e ottenuto dalla regione il suicidio assistito, farmaci e strumenti forniti dall'azienda sanitaria. La prima volta in Italia la vita è bella, ha detto prima di andarsene, ma solo se si è liberi. I mondiali di nuoto parlano vicentino, nuova impresa del nuotatore attiene Thomas Ceccon, che ha conquistato l'oro nei 50 farfalla ai mondiali di nuoto in Giappone, migliorando il record italiano. Lo storico Palio di Feltre sarà trasmesso in diretta da Antenna 3 domenica 6 agosto a partire dalle 15:30, un tuffo nel passato del 400 feltrino quando la città passa sotto il dominio di Venezia. Buonasera, edizione regionale nei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito dai titoli, insomma questi titoli di questa sera, ma in primo piano però anche il maltempo, ed è proprio su questo che vogliamo oggi proporvi il nostro sondaggio, la nostra domanda. Emergenza maltempo, colpa dei cambiamenti climatici? Se siete d'accordo, lo vedete in verde, componete lo 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio, come di consueto nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed ora invece siamo alla cronaca, alla svolta nell'accoltellamento mortale nel quartiere Forcellini a Padova, arrestati i 2 albanesi che avrebbero accoltellato a morte un connazionale e ferito altri 2. 20 chilometri avrebbero superato il confine con la Slovenia, sono stati bloccati a tarda notte in provincia di Gorizia all'altezza dello svincolo autostradale di Villesse i 2 fratelli albanesi di 19 e 24 anni accusati di aver preso parte all'accoltellamento mortale in via Dorighello a Padova. All'alba Ilmi e Clinton Rakipai sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per l'omicidio di un 24enne connazionale, Albert Deda, e il ferimento di altri 2 ragazzi di 26 e 28 anni albanesi residenti ad Albignasego. Sono gravi ma non in pericolo di vita. Le ricerche erano state diramate nel pomeriggio di domenica dopo i fatti di sangue che hanno scosso il tranquillo quartiere Forcellini. I 2 fratelli durante la loro fuga in auto sono riusciti a comprare nuovi indumenti e a sbarazzarsi delle maglie sporche di sangue. Gli abiti avevano ancora i cartellini attaccati, le mani mostravano i segni dei tagli provocati dalla lite furibonda. Cosa abbia scatenato la violenza è ancora sconosciuto. I 2 potrebbero rivelarlo durante l'interrogatorio di garanzia che si svolgerà davanti al GIP di Gorizia, che poi trasmetterà tutti gli atti alla Procura di Padova che sta indagando. Pare essere esclusa la pista della droga o del regolamento di conti. Si propende per una lite per futili motivi, ma tutte le ipotesi restano comunque aperte. I 5 albanesi coinvolti non hanno precedenti. I 2 fratelli vivevano in affitto nell'appartamento al 4º piano dove risulta residente anche la vittima Albert Deda, ma pare che da almeno un anno il domicilio fosse altrove. I carabinieri questa mattina sono tornati sul luogo del delitto. Si continua a cercare l'arma. Sono stati sequestrati alcuni coltelli da cucina nell'abitazione dei 2 fuggitivi. Nell'androne del palazzo e sulle scale vistose tracce di sangue, segni della violenza che per un intero pomeriggio ha tenuto un condominio nella preoccupazione. Ricostruiamo ora con la cronaca, le testimonianze, il pomeriggio di sangue che ha scosso Padova. Sangue dappertutto, le urla, una scena dell'orrore, quella che si è parata davanti a molti residenti dei condomini tra via Dorighello e via Cordenons nel quartiere Forcellini di Padova. A terra, nell'androne del palazzo, i corpi di 3 persone. Un agonizzante blocca con il piede la porta del condominio, l'addome squarciato dalle coltellate. 2 urlano per il dolore e chiedono aiuto. Anche loro hanno ferite d'arma da taglio. Sono 3 giovani albanesi. Il più grave, 24 anni, muore mentre arrivano i soccorsi. Altri 2 di 26 e 28 vengono portati in ospedale. La vittima è Albert Deda, ma ci sono anche altri 2 giovani uomini feriti. Sono 2 fratelli albanesi che vivono in un appartamento al 4º piano e che i testimoni hanno visto litigare con i 2
fratelli. Quando arrivano i carabinieri però non si trovano. Una vicina dice di averli visti salire le scale verso il loro alloggio. Si sentono anche rumori sospetti. I militari intervengono con le squadre antiterrorismo e sfondano la porta. Un boato squarcia il silenzio del caldo pomeriggio estivo. L'abitazione è vuota. I due fratelli, Ilmi e Clinton Racchipai, sono in fuga a bordo di una Clio rossa. A confermarlo un'altra testimone accorsa sul balcone dopo aver sentito le urla. Dice di aver visto i due ragazzi con le maglie sporche di sangue salire a bordo dell'auto e fuggire. Ho visto due ragazzi seduti per terra che così. Pieni di sangue. Col sangue e basta, non ho visto altro perché io sono andata via subito, perché sono uscita dal mio cancello, perché io abito di là. Ok. E ho preso la macchina, c'era un ragazzo che ha chiamato l'ambulanza che non conosco. Ho sentito gridare. Per tutto il pomeriggio fino a tarda serata i carabinieri e il pubblico ministero Roberto Piccioni insieme alla scientifica sono rimasti a repertare tracce. Si cerca l'arma o le armi e si cerca di capire cosa abbia innescato la lite finita del sangue. I due ragazzi in fuga, uno studente e un muratore, sono descritti dai vicini come persone tranquille. Erano due ragazzi molto tranquilli che salutavano ed erano molto gentili, ecco, nulla lasciava pensare che ci potessero essere delle vicende così forti. La svolta a tarda notte con il loro arresto, fermati a pochi chilometri dal confine in provincia di Gorizia dalla polizia stradale. Ed ora nel Trevigiano, con l'omicidio Ceschin, 2 dei 3 killer sarebbero partiti appositamente dalla Spagna per compiere il delitto, per poi fare rientro. Le indagini dei carabinieri coordinati dalla procura proseguono senza sosta, mentre in mattinata si sono svolti gli interrogatori di garanzia delle persone arrestate, tra cui il marito della donna. Restano tutti in carcere, così ha deciso il GIP. Non passa minuto senza che gli inquirenti non aggiungano una tessera al puzzle criminale che ha portato alla morte di Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta nella sua casa a Conegliano il 24 giugno scorso e che sarebbe stata uccisa da 3 killer. Un omicidio commissionato, questa l'ipotesi, dal marito Enzo Lorenzon, 79 anni, e dall'attuale compagna di origini dominicane, con l'intermediazione di altre 2 persone. 7 in tutto quindi soggetti coinvolti, 4 di questi in carcere, tra cui lo stesso Lorenzon. Ora si tratta di chiudere il cerchio con le intercettazioni telefoniche che indicano una traiettoria ben precisa, ovvero la Spagna. È qui nella penisola iberica che si troverebbero 2 dei 3 esecutori materiali del delitto, che sarebbero venuti in Italia appositamente per colpire nell'appartamento di via 28 aprile. Le autorità italiane già si stanno muovendo con i pari grado spagnoli in modo da evitare ulteriori fughe. E proprio il pericolo di fuga dei presunti colpevoli aveva convinto sabato mattina all'alba i carabinieri coordinati dalla procura a effettuare il blitz tra Ponte di Piave, Treviso e San Biagio di Callalta. Nella cascina di Negrise in particolare si trovavano Enzo Lorenzon e Dileisi Guzman, la colf diventata compagna di 50 anni più giovane e tra i motivi della separazione con Margherita. Sarebbero loro la mente, accanto a 2 intermediari, un'altra donna dominicana indagata ma a piede libero e Juan Maria Guzman, 41 anni, prelevato dalla sua abitazione di Treviso. Poco distante, a Olmi di San Biagio di Callalta, l'arresto di Sergio Antonio Luciano Lorenzo, 38 anni, cugino di Dileisi e ritenuto esecutore materiale. Tutti nell'interrogatorio di garanzia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, tutti però resteranno in carcere, come deciso nel pomeriggio dal GIP di Treviso, Marco Biagetti. Provvederò immediatamente a depositare istanza al Tribunale del riesame, perché ritengo di avere la necessità di sottoporre al vaglio del giudice del riesame di Venezia, il tribunale collegiale del riesame, tutta la documentazione che ovviamente abbiamo interesse anche noi ad acquisire nei termini più brevi, quindi è qualcosa che farò nell'immediatezza. Mentre la 32enne resta nella sezione femminile del carcere della Giudecca, i 3 uomini, Lorenzon compreso, che sono a Santabona, potrebbero essere soggetti a dei trasferimenti. È presumibile, rimanendo il divieto d'incontro, che qualcuno venga trasferito in altro istituto penitenziario.
Ed ora la strage di Santo Stefano. Angelica Hutter è tornata in carcere. Da qualche giorno la 32enne accusata di omicidio stradale plurimo ha lasciato il reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia, dove è stata ricoverata per accertamenti e dove è stata sottoposta a cure farmacologiche. All'interrogatorio di garanzia della scorsa settimana la giovane si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Non è decaduta, ma non è nemmeno stata modificata la misura cautelare con la quale è stato disposto il carcere per Angelica Hutter. Dopo un ricovero di poco più di 10 giorni nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Venezia, la giovane automobilista tedesca accusata di omicidio stradale plurimo è tornata in cella nel carcere femminile della Giudecca e lì resterà, non è chiaro ancora per quanto, per il pericolo di reiterazione del reato e di fuga. La 32enne era alla guida dell'Audi A3 intestata al padre quando lo scorso 6 luglio investì, uccidendoli praticamente sul colpo, il piccolo Mattia, Marco Antoniello e Maria Grazia Zuin. Quella macchina era la sua casa da quando nell'ottobre dell'anno scorso l'aveva riempita di beni di prima necessità prima di partire per un viaggio nel sud Europa. La stampa tedesca fa coincidere la decisione di intraprendere il viaggio con l'irruzione della polizia nell'abitazione dei genitori una settimana prima della partenza. Sconosciuti i motivi della perquisizione domiciliare a Deggendorf, che però sarebbero stati oggetto di un acceso diverbio fra Angelica Hutter e i genitori. In Italia la giovane viene denunciata dalla polizia di Bolzano per oltraggio a pubblico ufficiale per possesso di oggetti atti a offendere. In un negozio Angelica discute animatamente con un commesso che richiede l'intervento della forza pubblica. Alla vista della polizia la giovane ha una reazione scomposta, viene perquisita e dallo zaino salta fuori un martello. La denuncia è a piede libero, quindi la 32enne riprende il suo viaggio. In Comelico le telecamere riprendono la sua auto in 2 distinti momenti ravvicinati nel tempo. Nel primo la si vede ferma a una fontana a riempire bottiglie d'acqua. Ad un certo punto la giovane chiude con una certa forza le portiere dell'auto sulla quale risale compiendo una pericolosa inversione ad U, in seguito alla quale rischia di andare a sbattere contro l'auto di una donna che sta uscendo da un passo carrabile. Pochi minuti dopo la seconda telecamera riprende l'auto sfrecciare in via Udine all'altezza dell'incrocio per la frazione di Campolongo. Poi un doppio frastuono indica il momento esatto dell'impatto. Cosa, come e perché si sia compiuta quella strage al momento restano interrogativi senza risposta. Le famiglie Antoniello e Potente hanno chiesto la tregua mediatica, idem la difesa di Angelica Hutter rappresentata dall'avvocato Giuseppe Triolo del Foro di Belluno. Al lavoro i consulenti tecnici per le perizie, le cui risultanze non saranno pronte prima della fine dell'estate. Continuiamo con la cronaca. Ad Arzignano una bimba di 4 anni è stata investita da una macchina che poi si è allontanata. Subito è scattata la caccia all'automobilista con il supporto del Targa System. Arzignano, gli occhi elettronici del Targa System catturano l'auto pirata. Sono le 6 di sabato pomeriggio quando una bimba di 4 anni viene investita in via Fiume. Ricoverata in ospedale ad Arzignano le viene diagnosticata la frattura di una gamba. La macchina coinvolta nell'incidente però si allontana, scattano le ricerche. Gli investigatori della polizia locale, con l'aiuto dei testimoni e delle telecamere intelligenti che sorvegliano la cittadina, risalgono alla vettura e a chi la guidava in quel momento. Si tratta di una signora di 92 anni che vive ad Arzignano. Anche in questo caso il complesso sistema di telecamere Targa System installato ad Arzignano ha dimostrato la sua massima efficacia. Però purtroppo per l'ennesima volta dobbiamo rinnovare l'appello ai nostri cittadini perché è fondamentale, è obbligatorio fermarsi e prestare soccorso in caso di incidente. Uno, perché non farlo si rischia di entrare in un reato penale. Secondo, ad Arzignano praticamente è impossibile scappare perché con la lettura targhe automatizzata che abbiamo riusciamo sempre a risalire al colpevole. Una turista di 27 anni è morta per una meningite acuta nell'ospedale di Dolo. L'ULSS 3 ha avviato la profilassi antibiotica mentre si cercano altri possibili contatti con la ragazza. Una meningite fulminante si è portata via una 27enne di origine polacca arrivata a Mestre con alcuni amici per visitare Venezia.
ricoverata nell'ospedale di Dolo, si è spenta ieri. Immediate le procedure di profilassi messe in campo dall'Ulstre e, in contatto con la prefettura, avviata anche l'indagine epidemiologica per risalire eventuali contatti stretti avuti dalla ragazza negli ultimi giorni. Da prima, cioè che i sintomi si aggravassero al punto da richiedere il ricovero. Il medico che è incaricato dell'indagine epidemiologica a questo punto ricerca i contatti e qui diciamo la diversità del caso è che, non trattandosi di una persona locale o di qualcuno stanziale nel veneziano o comunque all'interno della Ulstre, ma di una persona arrivata dalla Polonia, tutta la ricerca diventa molto più complessa. Tra l'altro era da sola, quindi non c'era neanche qualcuno che poteva raccontarci, è stata male, quindi non era in grado di rispondere, poi è mancata purtroppo, quindi la ricostruzione è un'indagine a tutti gli effetti. Riuscendo a risalire all'hotel di Mestre dove alloggiava e alcune persone che hanno avuto a che fare con lei, sia in albergo che all'ospedale, per ricevere la profilassi antibiotica. In questi giorni poi seguirà la chiamata attiva per la vaccinazione di questi contatti, perché l'obiettivo appunto è, soprattutto nelle prime 24-48 ore, verificare che non ci siano casi secondari o coprimari e bonificare tutte queste persone che sono a contatto, perché potrebbero essere loro quelle che l'hanno trasmessa. Ecco, nello specifico il lavoro che stiamo ancora conducendo in queste ore è quello di verifica dei momenti precedenti all'arrivo all'albergo. Mentre tutti guardano con preoccupazione l'allerta arancione diramato in tutta la regione per l'arrivo di un nuovo fronte temporalesco, nell'Alta Padovana si contano i danni dopo la tromba d'aria di sabato scorso. Dopo gli eventi dei 2 giorni prima pensavamo che fosse una semplice burrasca, invece abbiamo dovuto, e ringraziamo anzi la Protezione Civile che è immediatamente intervenuta, abbiamo avuto un supporto da loro e da decine di volontari che ci hanno consentito di sgomberare l'area. È una bufera di vento e pioggia quella che ha investito l'Alta Padovana intorno alle 13:40 di sabato. Da Vigonza a Cadonega, Villanova di Campo San Piero e poi nel Cittadellese il suo passaggio ha lasciato il segno. Passata la paura è iniziata la conta dei danni con un pellegrinaggio di cittadini, molti senza assicurazione privata, che vanno in comune. Anche questa mattina appunto ha portato diversi cittadini a rivolgersi al comune per capire se ci siano anche incentivi o qualche possibilità per poter ripristinare le loro proprietà che sono state appunto danneggiate. Hanno sentito appunto anche alcuni magari flash del telegiornale che ci sono delle possibilità grazie allo stato di calamità, ci stiamo adoperando in tal senso e quindi cerchiamo in breve tempo di dare risposta anche a questa esigenza. Ad aggiungere preoccupazione a Villanova di Campo San Piero come a Cadoneghe, i cittadini si sono trovati a fronteggiare lunghe ore senza energia elettrica. Nel appunto temporale di mercoledì la zona di via Puccini è rimasta senza energia elettrica più o meno dalle ore 21 alle ore 7 della mattina seguente, e lo stesso è accaduto appunto sabato, rimanendo senza energia dalle 14 a più o meno le 23. Parte anche di Murelle Vecchie è stata interessata da questa mancanza di energia elettrica e appunto diverse ore senza poter avere l'alimentazione è un disagio veramente grande ai nostri giorni ormai. Ecco, voi siete in contatto con l'Enel, sindaco? Allora abbiamo avuto un contatto con l'ingegnere appunto di zona dell'Enel che ci ha assicurato che verranno a fare dei sopralluoghi per verificare come mai queste cabine elettriche sistematicamente hanno questo problema. La 78enne trevigiana Gloria, a nome di Fantasia, è la prima veneta ad essere morta con suicidio assistito e con medicinali e strumenti forniti dall'azienda sanitaria. Si è spenta ieri mattina alle 10:25 nella sua casa. La vita è bella, ma solo se siamo liberi, e io lo sono stata fino alla fine. Grazie. Si è congedata così Gloria, la 78enne trevigiana malata oncologica, prima cittadina veneta a morire praticando il suicidio assistito. Di caso storico parla il medico che era con lei, Mario Riccio, consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni. Gloria è la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l'aiuto alla morte volontaria, reso legale dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019.
2019 sul caso Cappato Antoniani, ma è anche la prima persona ad aver ottenuto la consegna del farmaco e di quanto necessario da parte dell'azienda sanitaria. Dall'ULSS 2 Marca Trevigiana solo poche righe. Riteniamo doveroso il massimo rispetto della privacy della persona e della famiglia, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze, per cui non forniremo informazioni. Ma di fatto il Veneto ha deciso di ottemperare alla sentenza e di questo l'associazione Coscioni è riconoscente. Non c'è stato bisogno per la prima volta in Italia di ricorrere ai tribunali per ottenere una risposta alla richiesta della signora Gloria. Il fatto che l'aiuto sia arrivato nella regione presieduta da Luca Zaia della Lega dimostra che su questo tema non valgono i recinti dei partiti e delle coalizioni, conta la sensibilità nei confronti delle persone che soffrono e delle loro scelte. E sempre il Veneto ha accolto la richiesta di intraprendere la medesima procedura per il vicentino Stefano Geller, che ha però deciso di attendere e che sui social ha scritto: buon viaggio Gloria, hai ottenuto e fatto ciò che volevi ed è giusto così. Non è un problema di morte, è un problema di qualità della vita, perché per noi questo è l'elemento fondamentale. Noi non siamo quelli della morte, noi siamo quelli della qualità della vita, e la qualità della vita è anche la qualità del fine vita. Sbarra torna a invitare il Consiglio regionale a legiferare per dare una tempistica certa per rispondere alle richieste dei malati, come Gloria, i cui familiari hanno compreso e le sono rimasti accanto. Suo marito gli ha tenuto la mano fino all'ultimo momento, i familiari erano in casa e lei ha dato anche serenità a tutti, ribadendo la sua scelta fino all'ultimo. Suicidio assistito, argomento delicato ma più che mai discusso. Su una questione tutti sembrano d'accordo, va normato a livello nazionale. La notizia è arrivata nelle ultime ore, sollevando profonde riflessioni non tanto sul diritto di scelta, ma sulla questione che dovrebbe essere normato a livello nazionale. E ancora, nonostante tutto, non è così. Il Veneto è la prima regione d'Italia ad aver raggiunto e poi depositato la soglia delle firme necessarie per poter portare la proposta di legge regionale sul suicidio assistito in Consiglio regionale. Ora stanno raccogliendo le firme anche altre regioni italiane. È un tema che va affrontato con delicatezza e rispetto, commenta subito Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Io personalmente credo nella libertà e credo anche nella libertà di mettere fine alla sofferenza se una persona decide di farlo anche in questo modo. In Consiglio regionale abbiamo votato una mozione qualche tempo fa proprio su questo tema, una mozione che arrivava dall'opposizione, e io ho lasciato libertà di scelta ai miei consiglieri, proprio perché secondo me su temi etici come questo, temi molto delicati, non si può dare un ordine di partito, non ci può essere un'imposizione. La politica, dice Villanova, deve fare un passo indietro, deve essere messo in primo piano la sensibilità di ogni persona. Ma devono esserci regole chiare, termina, e una linea comune per tutte le regioni. Ne è convinta anche Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico, che sottolinea come sia un diritto in Italia, ma non definito sulla base di una legge nazionale. Siamo di fronte ad una battaglia di civiltà per il nostro Paese, rispetto alla quale c'è una latitanza del Parlamento nazionale molto grave. C'è stata una proposta di legge che nella scorsa legislatura è stata approvata in prima lettura alla Camera ed è sostanzialmente morta al Senato. C'è un disegno di legge, un progetto di legge depositato alla Camera dal Partito Democratico che altro non fa che acquisire le disposizioni della sentenza della Corte e tradurle in legge nazionale. Io credo che sia inumano che a queste persone sia garantito questo diritto solo attraverso la sentenza di una Corte. La nostra regione, spiega Erika Baldin, consigliere del Movimento 5 Stelle, è all'avanguardia su questi temi del fine vita. Perché la mozione Geller, che avevo presentato e approvato, è stata approvata appunto il 3 maggio scorso, non all'unanimità ma quasi, ha comunque connotato la nostra regione come una regione all'avanguardia. Sostanzialmente chiedeva il rispetto della dignità della persona, tempi celeri ed effettivi e una procedura semplice per arrivare alla fine vita. È un diritto, questo termina, che in altri paesi è già effettivo. Il nostro, in tema di diritti, è ancora arretrato, termina la Baldin. Basilica Palladiana imbrattata nella notte, le telecamere di sicurezza hanno però ripreso i responsabili e la polizia è sulle loro tracce.
Complimenti ai fenomeni che hanno sfregiato con vernice rossa la Basilica Palladiana. Sporcare le pareti bianche di questo patrimonio di Vicenza e di tutto il mondo è un atto di inciviltà, di ignoranza e di mancanza di educazione. Un gesto vergognoso che però non resterà impunito. La polizia locale è già sulle tracce dei responsabili che alle 2:20 della notte tra sabato e domenica hanno sporcato questo patrimonio dell'UNESCO. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato le immagini di 2 uomini provenienti da Piazza Matteotti che hanno attraversato Piazza dei Signori e mentre uno faceva da palo, l'altro metteva il suo bollo di idiozia sui muri della basilica. La polizia locale sta già verificando i filmati delle telecamere sia pubbliche che private che stanno in Piazza dei Signori. Si è già scoperto che sono stati 2 giovani, non giovanissimi però, che attorno alle 2:20 della notte dell'altro ieri si sono macchiati di questo gesto assurdo e incivile. L'idea è quella di denunciarli il prima possibile appena saranno individuati, perché chiaramente scontino dal punto di vista penale quello che è previsto dalla legge, ma anche per chiedere un risarcimento dei danni. Adesso la sovrintendenza dovrà autorizzare la pulizia della colonna, che verrà affidata alle mani esperte di un restauratore. Intanto questo scarabocchio rosso resterà provvisoriamente come rappresentazione della frivola idiozia di chi aspetta la notte per sfregiare vigliaccamente un monumento che simboleggia la bellezza. Sport, i mondiali di nuoto parlano vicentino, altra impresa per Thomas Ceccone. Il nuotatore di Thiene ha conquistato l'oro nei 50 farfalle ai mondiali di Fukuoka in Giappone. Ceccone ha migliorato il record italiano conquistando per l'Italia una medaglia che mancava. Ed ora parliamo dello storico Palio di Feltre, sarà trasmesso in diretta da Antenna 3 domenica 6 agosto a partire dalle 15:30, un tuffo nel passato del 400 feltrino quando la città passa sotto il dominio di Venezia. Domenica 6 agosto in diretta su Antenna 3 tutte le emozioni del Palio di Feltre, la manifestazione che rievoca il momento storico in cui la città passò sotto il dominio veneziano. Feltre compie un salto indietro nel tempo ricreando il clima quattrocentesco con i cortei dei quartieri, la gara del tiro con l'arco e alla fune. Una storia lunga secoli che culminerà con l'attesa e decisiva corsa dei cavalli. La grande sfida del Palio, storia e tradizione dei feltrini, domenica 6 agosto dalle 15:30 in diretta su Antenna 3. Siamo arrivati al termine, vi lascio ovviamente le nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Il contrasto fra l'area anticiclonica molto calda e aria più fresca sull'Europa centrale determina una situazione di instabilità anche molto marcata e sarà così anche per la giornata di martedì 25 luglio. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto nuvolosità diffusa alternata a temporanee schiarite, ma avremo temporali che bagneranno la nostra regione con fenomeni che potranno essere intermittenti, anche intensi e accompagnati da grandine e colpi di vento, dunque attenzione. Temperature in calo, minime tra 16 e 18 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo a tratti nuvoloso, a tratti soleggiato. A più riprese durante il corso della giornata saranno probabili rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 29-31 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo rimarrà alquanto instabile con sole e rovesci, anche temporaleschi. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 32 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star,
le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.